Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 6 marzo. Apriamo dando un'occhiata ai quotidiani nazionali, apertura ovviamente dedicata al scenario di guerra che infiamma il Medio Oriente. Guardiamo dunque su Repubblica, il contrattacco dell'Iran, il titolo di apertura, pioggia di droni e missili, colpito anche l'Azerbaigian, affondata petroliera nel Golfo. Allora, ripristiniamo la trasmissione che dovrebbe essere disponibile a momenti. Vediamo dunque il primo titolo della Stampa: incubo Iran, 5.000 missili. La relazione degli 007 italiani, quindi i nostri servizi segreti, dicono che l'arsenale dei Pasdaran è ancora intatto e quindi il conflitto purtroppo sarà lungo. E qui vediamo una centrale elettrica in fiamme dopo un bombardamento israeliano sulla città di Tire nel Libano meridionale. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, l'attacco all'Iran, guerra, si muove l'Europa. Macron sente Meloni e Mitsotakis sugli aiuti a Cipro, anche l'Italia invia una nave. La Premier, anzi i suoi ministri, dicono non entriamo nel conflitto. Trump, no al figlio di Khamenei, dirò la mia. Vi leggo anche la prima pagina dell'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Invece a proposito di questi raid incrociati, la Chiesa italiana indice una giornata di digiuno, dal Papa preghiera per il disarmo e il monito. La vera sicurezza non nasce dal controllo alimentato dalla paura ma dalla fiducia. Forza per la pace è il titolo. Ma andiamo adesso nel dettaglio. L'Italia, intanto l'Italia come si pone? Ministri Crosetto e Tajani dicono non siamo in guerra. Crosetto si allinea a quanto già detto dai premier spagnolo e francese, e cioè che l'attacco di USA-Israele è fuori dal diritto internazionale. La premier parla alla radio e dice guardia alta, sì della destra ad aiuti per la difesa. E poi dicevamo il report segreto sulle armi dei Pasdaran. Riferiscono i nostri 007 che da anni si preparano, hanno creato dei tunnel dove hanno nascosto arsenali e lanciatori, hanno 5.000 missili sotterranei. In Occidente l'opinione pubblica non ha idea di che cosa sta succedendo in Iran e di quanto siano intensi i bombardamenti aerei. Razzi, missili e munizioni vengono usati in quantità eccezionale e ovviamente vanno reintegrati. Così parlavano ambienti della nostra intelligence 2 giorni fa. Questa intensità nei bombardamenti sta costringendo gli iraniani a dosare la loro risposta, però si stanno muovendo in maniera molto abile e i loro lanciatori di missili non sono stati del tutto neutralizzati, come aveva auspicato qualcuno, vedendo che la potenza di fuoco era diminuita di oltre l'80%. Trump vuole dire la sua sul successore designato di Khamenei, stop al figlio di Khamenei designato dall'entourage, e dice il nuovo leader lo voglio scegliere io. Ma qua c'è l'analisi di Panetta, ex capo del Pentagono della CIA, quindi uno che conosce bene questi scenari, e dice non è il Venezuela, alla missione mancano obiettivi e la sua base legale è debole, è necessario che la popolazione si sollevi, ma non sta accadendo. Così diventa alta la probabilità che qualche membro del regime resti al potere. Nel frattempo la guerra non è soltanto di armi, ma è anche una guerra economica, perché gli iraniani bloccano il passaggio sullo stretto di Hormuz, che è la principale rotta del petrolio, e si traduce in un incubo per l'economia. Tant'è che, come vediamo, già schizzano in alto i prezzi, benzina sopra i 2 euro, il dossier aumenti di Mister Prezzi, gli indizi portano ai petrolieri. Le quotazioni a $85 non dovrebbero già riflettersi alla pompa, al Mimit, la commissione di allerta rapida attivata, la Guardia di Finanza, ma come sappiamo i prezzi sono veloci a schizzare verso l'alto. E vediamo che la guerra ci tocca anche da vicino, perché è stata bombardata anche Cipro, che è un parte dell'Unione Europea, iniziativa francese per mettere in campo una solidarietà dell'Unione Europea nei confronti di Nicosia dopo gli attacchi con i droni contro la base britannica. Crisi a Cipro, le scelte dell'Europa per garantire difesa e sicurezza, inviate risorse militari, aderisce anche Madrid, mentre Macron parla con Meloni e con Mitsotakis.
Restiamo ancora su questo fronte, c'è questa analisi della corrispondente del Corriere Viviana Mazza, mettendo a confronto i due leader dei paesi, diciamo, che hanno avviato l'attacco, Donald Trump e Bibi Netanyahu. Obiettivi diversi, il dopoguerra può dividere i due alleati. Chi governa, chiedono. Gli obiettivi nel dopoguerra sono ambigui. Ora Trump non sembra riporre enorme fiducia in una rivolta popolare, ma dice che un'offensiva delle forze curde sarebbe un'idea meravigliosa se vogliono farlo. E tra gli scenari Trump parla di bombardamenti per 4-5 settimane, ma il giorno prima aveva detto che c'era anche l'ipotesi di chiuderli in 2-3 giorni. Si era detto aperto a parlarne con gli iraniani. Israele ha temuto che potesse sancire un cessate il fuoco prima del raggiungimento degli obiettivi di Netanyahu, che vuole una campagna di settimane per infliggere il massimo danno e possibilmente far crollare il regime. Secondo il New York Times, il giorno dopo l'attacco, elementi dell'intelligence iraniana hanno contattato la CIA indirettamente offrendo di discutere le condizioni per chiudere il conflitto. Israele però ha spinto la Casa Bianca ad ignorarla. Netanyahu ha telefonato lunedì e martedì mattina Trump ha chiarito su Truth che è troppo tardi per negoziare, quindi ci svelano alcuni del retroscena che potrebbero essere dietro questa guerra. Un altro retroscena è la differenza tra sciiti e sunniti, termini che ricorrono spesso in questo racconto, e ce li spiega Ben Jalloun, lo scrittore franco-marocchino, e spiega che lo sciismo è la corrente opposta al sunnismo a cui appartiene la maggior parte dei musulmani. I sunniti sono i tradizionali, l'ortodossia naturale. La comunità sciita più importante vive appunto in Iran e rappresenta il 90% della popolazione. Qual è la differenza? Che gli sciiti credono in Ali. Alla morte del profeta Maometto avrebbe dovuto succedergli il genio Ali, che fu assassinato. Per i sostenitori, cioè gli sciiti, Ali rimase l'imam che avrebbe dovuto proseguire la missione del profeta Maometto, e questo, diciamo, dà origine a questa divisione che poi ha ripercussioni anche geopolitiche, perché divide in pratica il mondo arabo. Lasciamo gli scenari internazionali, veniamo adesso alla cronaca italiana con questo omicidio. Il padrone di Tele Pordenone ucciso, confessa un suo ex collaboratore. Mario Ruoso, chiamato il Berlusconi del Friuli, vittima di un agguato con un tubo di ferro. Il killer dice che ha confessato: mi doveva molti soldi. Lo ha ucciso con un tubo di ferro lungo 70 centimetri per regolare i conti. Il paragone con il fu cavaliere per via dello stesso titolo di Cavaliere del Lavoro. Era il fiore all'occhiello degli anni d'oro, gli anni '80, quando Ruoso fondò Tele Pordenone dopo l'apertura di una concessionaria d'auto. Tra i tecnici di Tele Pordenone c'era l'uomo che dopo 3 decenni di collaborazione con Ruoso, era una specie di factotum, diventa il suo killer, pare proprio per questioni di denaro. E poi ci racconta l'incubo di uno studente italiano che si trovava in Messico durante questa sorta di rivolta dei narcos per l'omicidio del loro capo, e lui è stato pestato ai funerali del Mencio. Non capivo niente, racconta questo studente di Bergamo, avevo il sangue negli occhi, c'era gente che guardava ma nessuno è intervenuto, e posso capirlo visto il contesto, mentre io fuggivo a gambe levate. E appena rientrato dal Messico, dove i narcos lo hanno picchiato, ha rubato lo zaino, avevo dentro i documenti, il nome della mia università, così ho preferito andare via subito. Questo ragazzo, Emilio, era in Messico per uno scambio universitario alla Tecnologica di Monterrey, dove studia economia aziendale e ha la passione per la fotografia. Un bruttissimo contesto. E poi questa bruttissima vicenda dei morti in ambulanza. L'autista lavorava per le pompe funebri. L'autista è Luca Spada, detto Spadino, indagato per la morte sospetta di almeno 5 anziani, ma sono 8 le cartelle cliniche su cui stanno lavorando i NAS. E spunta questa pista, quella appunto che lui lavorasse per le pompe funebri.
Anziani ufficialmente morti per aver avuto un arresto cardiaco mentre viaggiavano in ambulanza proprio con lui. E questo dettaglio getta una nuova luce sul movente, anche se gli investigatori sono cauti nell'ipotizzarlo e lui continua a professarsi innocente. Certo è che Meldola è un piccolo paese e tutti hanno visto Spada darsi da fare con le pompe funebri. Dava una mano e a che titolo? So che era un collaboratore occasionale, dice il parroco del paese, ma lui che è molto attivo, insomma, fa tanti lavori e vedremo dove sta la verità. E poi la storia di Sofia, 16 anni, una delle tante ragazze rimaste ustionate nell'incendio del Cran Montanà, è stata dimessa dal Niguarda, dovrà portare una guaina per 2 anni, ma finalmente le prime emozioni della sua età, il sole sulla pelle, un hamburger, che emozione. Ogni 2 giorni tornerà in ospedale anche per le visite dal logopedista, è in parte afona perché evidentemente ha inalato a lungo questi fumi. È una grandissima gioia, dicono naturalmente i suoi compagni, ha le mani bendate ma ha una buona mobilità che la rende autonoma, a volte prova ancora dolore. Per evitare il rischio di infezioni abbiamo passato gli ultimi 2 giorni a sanificare tutti gli ambienti, dicono i familiari. La sua stanza è stata svuotata da tutto ciò che potrebbe produrre polvere, per il momento anche dei libri di scuola. Per tornare sia a scuola dovrà avere il via libero sia del medico che dello psicologo, ma siamo in stretto contatto con il liceo che affiancherà in questo percorso. E poi qui vediamo la foto di Ilaria Sula, vittima di femminicidio, una studentessa di origine albanese uccisa dall'ex fidanzato. I genitori dicono poteva essere salvata. L'ex Marc Anthony l'ha buttata in un dirupo dentro una valigia e ha parlato la donna. La mamma dell'omicidio ha già patteggiato 2 anni per concorso in occultamento di cadavere. Ho sentito Ilaria nella stanza che gridava e diceva: "E adesso cosa vuoi fare?" Ho provato a entrare, racconta appunto la mamma del fidanzato omicida, ma Mark per 2 volte mi ha detto: "Mamma, aspetta." Quando ho aperto piangeva, ho visto il corpo di Ilaria in terra, tanto sangue sul pavimento, e ha detto: "Ilaria non c'è più." E poi se avevamo una valigia di comprare buste e detersivo. Gli hanno chiesto perché quando ha sentito Ilaria urlare non è intervenuta e non ha chiamato la polizia. Hanno chiesto ai genitori della vittima. E questa mamma che adesso appunto risponde di favoreggiamento. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo per dare un'occhiata ai quotidiani regionali. Eccoci alla seconda parte della nostra rassegna stampa, la parte dedicata all'informazione regionale. Apriamo dunque dando un'occhiata al sito Sicilia Web con le ultime notizie. Troviamo fiamme all'ISAB di Priolo, il sindaco dice la situazione è sotto controllo, ha avviato un'indagine interna sulle cause dell'incendio. Cos'è successo a Priolo? È scoppiato un incendio all'interno della raffineria ISAB Nord nella zona industriale di Siracusa, lo ha reso noto il sindaco Pippo Gianni. C'è un incendio nel reparto SG13, le squadre dei Vigili del Fuoco stanno già operando, sono stati avvisati tutti gli enti, la situazione al momento è sotto controllo, è stata avviata un'indagine interna per verificare le cause del rogo. E poi c'è questa aggressione ad un anziano rapinato in casa, è successo a Pozzallo, è stato fermato un romeno accusato di essere entrato prima in casa con una scusa e approfittando di un attimo di esitazione dell'uomo lo ha immobilizzato legandogli al collo una cintura e lo ha minacciato con un coltello da cucina, poi lo ha costretto a consegnare 100 euro, gli ha sottratto con violenza la fede nuziale e l'orologio che portava al polso, provocandogli una ferita alla mano. La vittima è stata medicata all'ospedale di Modica, il romeno è stato individuato e bloccato, quindi tutta questa violenza per un bottino così magro. E poi sorpresa nel pacco postale, i finanzieri che seguivano questo
pacco sospetto hanno trovato 11 kg di hashish. Successo ad Agrigento, era un pacco appunto sospetto, l'hanno seguito fino alla consegna e hanno scoperto che lo scatolone era pieno di panetti di hashish sigillati con della schiuma di poliuretano che attenua l'odore della droga. Ma andiamo adesso a vedere i quotidiani regionali, partiamo dalla Sicilia, di Catania, naturalmente il fronte di guerra in primo piano con una foto dei droni sull'Azerbaigian e poi le conseguenze sui rincari, massima allerta, task force antispeculazioni su energia e carburanti, anche Repubblica Palermo, la parte dedicata appunto alla città di Palermo, invece fa un reportage sulla borgata di Mondello abbandonata nel degrado, rifiuti e strade dissestate con la stagione balneare ormai alle porte. Il comune dice che è pronto il piano, lo vedremo tra poco cosa prevede. E poi il bilancio della regione, un bilancio che non c'è ancora, le assunzioni restano bloccate e anche le stabilizzazioni previste dall'amministrazione siciliana. Insorgono le organizzazioni sindacali, mentre l'assessore all'economia Dagnino promette che il documento sarà pronto in breve tempo. Intanto è allarme per i conti delle società partecipate della regione come gli istituti autonomi per le case popolari. Pensate che il CAS, che si occupa delle autostrade, ha un buco che ammonta a 46 milioni di euro. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia, torniamo sull'emergenza ciclone, fino a 400.000 euro per ogni impresa. Oggi la norma arriva in giunta, il 40% a fondo perduto, il resto da restituire in 15 anni. Quasi la metà appunto a fondo perduto, il resto a tasso zero da restituire in 15 anni, con la prima rata dopo i primi 3 dal ricevimento dei fondi. E questa è la fase 2 della manovra della regione per la ripartenza dopo il ciclone che il presidente Renato Schifani porterà oggi in giunta alle 13 ed è la parte più incisiva tutto sommato per superare l'emergenza. Sul piatto Schifani ha messo altri 18 milioni di finanziamenti regionali che verranno ancora una volta gestiti dall'IRFIS. E poi c'è il piano per Mondello, dicevamo che la regione ha annunciato che il piano è pronto, il giornale Sicilia ci dà delle anticipazioni, ogni lotto in gestione per 90 giorni a 6.900 euro, sono 13 lidi con canoni bassi, non ci sarà un'asta ma verrà premiato chi presenterà i migliori piani, graduatoria in un mese, oltre 1.300 metri di aree libere attrezzate e questo è il futuro di Mondello che si delinea dopo l'uscita di scena della Italo-Belga, la concessionaria che ha gestito questo litorale per oltre un secolo e che si è vista revocata adesso la concessione. Arrivano al traguardo i bandi, gestire per tutta la stagione estiva un tratto, in questo caso però piccolo, della spiaggia di Mondello costerà 6.900 euro, quasi quanto una cabina diciamo a Catania, neanche un centesimo in più, prezzi bassi per attirare i nuovi gestori. Non ci sarà un'asta per accaparrarsi uno dei 13 lotti in cui sta per essere diviso l'ormai ex regno della Italo-Belga. E quindi un po' una rivoluzione per tutti i palermitani che frequentavano questa spiaggia. Gazzetta del Sud, anche qua tutta la questione internazionale, ma poi taglio basso la procura che chiude l'inchiesta sull'ex rettore Cuzzocrea, indagato per il caso dei falsi rimborsi, tra gli atti, pensate, il furto del basolato, cioè del selciato, delle pietre del selciato dell'Ateneo usato per invece rivestire il maneggio di Cuzzocrea a Via Grande. Davvero senza parole. E poi torniamo alla guerra perché dicevamo ci sono tanti siciliani bloccati come i docenti e gli studenti del Conservatorio Corelli che non si trovavano
a Dubai, ma si trovano nello Sri Lanka, ma il loro volo avrebbe dovuto fare scalo a Dubai e quindi c'è tutto il traffico aereo un po' bloccato, così come raccontano anche questi due giornalisti del Giornale di Sicilia bloccati in Oman. Insomma, sono giornalisti, lo raccontano bene, riescono a ripartire dopo 48 ore a costi esorbitanti. E che cosa rimarcano? Che le informazioni sono state scarse e frammentarie, l'assistenza istituzionale è quasi assente, le compagnie aeree hanno pensato prima di tutto a cancellare i voli e a fronteggiare possibili spese. Anche in Oman, paese accogliente ospitali, i prezzi dei biglietti e degli hotel sono lievitati in poche ore. Resta soprattutto una certezza: al contrario di ogni altra possibile narrazione, si è rimasti per troppo tempo senza notizie. Dall'attacco americano di sabato mattina fino al pomeriggio di lunedì, quasi 48 ore di silenzio. In mezzo la paura di restare bloccati in una regione dove sopra le nostre teste cominciavano già a passare missili e droni. Questi due giornalisti del Giornale di Sicilia sono rimasti bloccati in Turchia. E il governo, l'abbiamo sentito anche nei nostri telegiornali per bocca dei due ministri della difesa e degli esteri, precisa: l'Italia non è in guerra, ma naturalmente la guerra ci riguarda. Perché? Innanzitutto perché noi abbiamo le basi americane, fra cui la base di Sigonella, vere e proprie enclave, cioè zone racchiuse all'interno del territorio italiano. Enclave statunitensi, mappa da nord alla Sicilia della presenza militare USA. Vedete in questa foto tutte le basi, da quella di Aviano a Vicenza, a Olona, a Pisa, Gaeta, Napoli, dove c'è il comando logistico, per finire appunto a Sigonella, che ufficialmente fornisce solo supporto logistico, lancio e controllo dei grandi droni di sorveglianza Triton. In questi giorni è finito sotto i riflettori proprio lo scalo di Sigonella, dove si è intensificato il traffico di droni e aerei americani, ma solo appunto per la logistica. Secondo gli accordi, nel caso in cui gli Stati Uniti intendano invece utilizzare una loro postazione come trampolino di lancio, per esempio per degli attacchi a Teheran, serve l'ok del governo italiano, e l'esecutivo ha annunciato che ci sarà il dovuto passaggio in Parlamento per prendere queste decisioni. Sappiamo invece che il premier spagnolo Sánchez ha già annunciato che le loro basi non serviranno da trampolino di lancio. Andiamo avanti, c'è stata questa importante operazione antidroga al porto di Catania, dove affluivano ingenti quantità di cocaina all'interno di container. A gestire c'era una società, l'acronimo è Est, al cui interno c'erano degli affiliati mafiosi, e i vertici dell'azienda non potevano non sapere, diciamo, le amicizie di questi dipendenti. A loro si rivolge il procuratore di Catania Curcio, che ha usato parole molto dure e severe. Gli imprenditori di questa società erano assolutamente consapevoli di chi fossero i dipendenti e di quali legami avessero. Non passi un messaggio distorto. Il tribunale ha ritenuto che vi fossero condotte che rendevano la società permeabile alle infiltrazioni mafiose e quindi ha voluto eliminare ogni pericolo di inquinamento. A rendere possibile questa operazione sono stati due pentiti, proprio dai verbali di queste dichiarazioni è scattata l'operazione e l'amministrazione giudiziale della Alla Est. Cosa diceva il pentito? Che dentro il porto di Catania operano persone vicine ai Pillera Puntina. E in questo articolo Laura Di Stefano ricostruisce alcuni passaggi della latitanza di Nitto Santapaolo, il padrino di Catania, morto qualche giorno fa nel carcere di Opera, in particolare due episodi in cui riuscì miracolosamente, o forse con un aiutino, a sfuggire a due agguati. Il primo nell'81, quando un commando fece un attentato con mitre bazooka al covo dove solitamente si riuniva il boss con i suoi fedelissimi. Il padrino si salvò per miracolo, oppure non c'era, venne trovato soltanto la sua auto blindata. La seconda volta Alfio Ferlito, fedelissimo di Pippo Calderone, che era appunto il mandante di questi agguati, ci riprova.
Avviene un anno dopo, nell'82, Nitto doveva morire, pistole, bombe a mano, Kalashnikov, un attacco militare pianificato nei minimi particolari, fu la strage in via dell'Iris, ma Nitto non era fra le vittime. Il padrino pare se ne fosse andato mezz'ora prima, non sapremo mai se per una soffiata o se si sia trattato di una fatale coincidenza. La guerra armata con Ferlito si concluse con un'altra strage, ma dall'altra parte della Sicilia. Nella strage della Circonvallazione, 2 mesi dopo, morì proprio il boss Ferlito sotto una pioggia di pallottole. Lo stavano trasferendo da un carcere all'altro. Quella morte costò a Santa Paola l'ergastolo, uno dei 18 che ha scontato al 41 bis. E poi ieri c'è stata una nuova udienza del processo per la strage di Altavilla Milicia. Ha deposto per 4 ore uno degli imputati, Massimo Carandente, considerato una sorta di santone. Lui dice tuttora, ribadisce che sono morti perché erano posseduti dal diavolo. Ha raccontato gli orrori di una settimana di torture, di 3 omicidi, di un corpo bruciato e seppellito in giardino, e lui era convinto che Emanuele sarebbe resuscitato dopo il rito di purificazione. Aveva una palla che si muoveva nella pancia, ero sicuro che in quella famiglia fossero tutti indemoniati. E raccontando il massacro del febbraio di 2 anni fa, racconta ancora dettagli agghiaccianti. Mentre bruciava il corpo di Antonella, la mamma, dal fuoco ho sentito una voce che parlava, poi le urla che uscivano dalle fiamme. E lui cosa dice? Erano cose concrete, le vedevo con i miei occhi, ci credevo. L'esame di una persona che sembra apparentemente lucida, se non fosse per il contenuto di alcune risposte. In alcuni frangenti mi sembrava di vivere in un film. Certo che ho assistito a tutto quello che è accaduto, ma non ho ucciso nessuno. Anzi, all'inizio ho provato a fermarli, ma poi ho desistito perché in fin dei conti Antonella e i figli erano invasi dai demoni, e quindi convinto fino all'ultimo di questo orrore. Ci fermiamo, finisce qui questa rassegna stampa, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.